Domenica 19 maggio, presso la palestra Vittorino da Feltre di Abano si è giocata la finale FIPA per il titolo di terza divisione Under 18 femminile, campionato dedicato a Francesca Fincato, giovane atleta recentemente scomparsa che giocava nelle fila della società ospitante il Terman Abano. In palestra spiccava un grande manifesto con la foto di Francesca e una bellissima dedica delle compagne di squadra. A lottare per il titolo e per la promozione in seconda divisione l'Universal Polaris e il Pulpatamium Limena, che hanno combattuto punto a punto per l'intero incontro. Entrambe le squadre sono state sostenute da un tifo molto rumoroso, che incitando le proprie ragazze confidava in un positivo finale di stagione. Entusiasmanti i primi due set, in particolare il secondo, protrattosi fino al 31-29. Dal terzo parziale la svolta della partita. L'Universal riusciva a prevalere per 3-1 in virtù di un gioco più ragionato nei momenti caldi della partita, dimostrando di avere atlete giovani di sicuro avvenire. A caldo le prime impressioni della squadra vincitrice. Abbiamo vinto il primo set e siamo state molto contente. Poi abbiamo iniziato il secondo che abbiamo perso, però è stato molto combattuto perché è finito 31-29, giusto? E poi abbiamo vinto gli ultimi due e non abbiamo fatto il quinto set, quindi abbiamo vinto 3-1 e siamo super contente. La difficoltà maggiore è senza dubbio la tensione, cioè eravamo tutti un po' preoccupati, infatti non abbiamo dato proprio il massimo, per fortuna abbiamo vinto e non siamo abituate a giocare partite così importanti e sì, insomma, siamo felici. Fa seguito a un'analisi molto lucida della squadra che ha ceduto solo nel finale di partita. Sicuramente un sacco ha giocato la tensione che nella partita era molto forte, cioè tutte quante le emozioni e poi anche loro erano una bella squadra e cioè tiravano ma anche insomma erano furbe e quindi ci siamo trovate un po' in difficoltà per questo. Loro avevano trovato i nostri punti deboli magari e magari anche i buchi all'interno del campo e quindi per questo abbiamo forse subito un po' di più. Un po' di difficoltà sicuramente alla fine hanno ceduto a livello di carattere, qualche difficoltà sulla difesa e oggi è andata così, sottotono rispetto al solito però. Comunque si sono difese, ceduto, si cede, è mancato carattere credo e va bene, facciamo tesoro e si va avanti. Un'annata d'oro dal punto di vista sportivo per il team Universal, che ha evidenziato quali difficoltà devono superare le società nel portare avanti il proprio compito di volontariato, sempre meno sostenute economicamente da sponsor ed enti sportivi. Un'annata fortunata, adesso abbiamo 2 seconde divisioni che sono le nostre prime squadre perché come sai non facciamo più regionale perché è una scelta quella di fare sport di base, quindi lavorare con i giovani perché ormai le società hanno così grosse difficoltà sia economiche che politiche che di utilizzo palestre che non possono fare scelte diverse oppure hanno sponsor alle spalle notevoli. Io ho 2 seconde divisioni e penso di giocarmele tutte con le mie ragazze perché sono tutte nostre, non abbiamo gente in prestito, nel senso che chi vuoi che venga da noi, però giochiamo con i nostri bambini e quindi qui abbiamo anche Under 14 e Under 13 che giocheranno anche l'anno prossimo le loro categorie, le vincono o le perdono, a me va sempre bene perché io lavoro per loro. Le premiazioni sono l'atto finale di un comune impegno della FIPA a Padova, con le società sportive e tutto il mondo del volontariato, finalizzato alla crescita delle giovani e la loro formazione come future cittadine del nostro paese. Ci prodigheremo perché questo possa proseguire.